Seconda corsa e prima delle due prove riservate alle Amazzoni, che ricordano così la giornata della donna di domani, 8 marzo. La prima delle due prove per Amazzoni sui 1660 metri sono in 11 al via, la corsa è con la frusta, 1 DJ Pist, 2 Ollia, 3 Royal Joker, 4 Duchessa La Torre, 5 Diamond Wisel, 6 Dolce Nap SM, seconda linea 7 Jacobin Normand, 8 Damalor del Sile, 9 Conan Drey, 10 Delistici, 11 Cenerentola Leo, macchina che stacca, partiti con la velocità di Ollia che si oppone al tentativo di Duchessa La Torre, che cercherà di sistemarsi in seconda posizione e lo fa in meno di 100 metri superando DJ Piz. Al comando dunque Ollia al completamento della piegata, per corsie esterne invece è rimasto Dolce Nap SM, la cui scia è presa da Royal Joker. Poi al largo anche Diamond Wisel, 400 metri iniziali in 37 con Ollia che è in vantaggio a metà della seconda piegata. Per corsie esterne rimane Dolce Nap SM, in corda in seconda posizione sempre Duchessa La Torre davanti a DJ Piz. Al largo restano in seconda pariglia Royal Joker e in terza Diamond Wise L. In quarta c'è Conan Drey che precede a sua volta Delistici. Intanto gli 800 tranquilli in 1-2-1 per Ollia e Monica Gradi che continuano a guidare tranquillamente con all'esterno Dolce Nap SM. Ora c'è la mossa in terza ruota da parte di Diamond Wise L che viene via 600 dalla conclusione, dopo 1 chilometro in 1.18.1 costringe la leader ad accelerare, cala Dolce Nap SM e scompare, seconda posizione per Duchessa La Torre, lo scatto deciso di Diamond Wise che va su Ollia a 400 dalla conclusione, il parziale ora violento 14,8. Le due prendono un po' di margine da Duchessa La Torre e siamo al completamento della piegata con Ollia che ribatte per il momento a tutti i tentativi di Diamond Wise che insiste nuovamente, poi a centropista cerca di aggiungersi anche DJ Piz, finale con DJ Piz che scatta e va su Diamond Wise che però si difende sul palo. Diamond Wise, DJ Piz e Ollia, Diamond Wise L e Carlotta D'Agostino dunque vincono questa prima prova riservata alle Amazzoni. Un bel finale per Diamond Wise L che ha aspettato i 600 finali per entrare in azione e poi piegare Ollia e controllare nelle battute conclusive DJ Piz che finisce davvero molto forte a centropista ma può essere soltanto secondo. Al terzo finisce ancora Ollia. La vittoria dunque per Diamond Wise L e Carlotta D'Agostino per conto della signora Carlotta D'Agostino che ne è anche proprietaria. Andiamo a rivedere il finale, bel primo piano su DJ Piz che finisce molto forte a centropista ma tardi.